in memore. Si può dire che ho imparato ad amare il teatro attraverso la sua drammaturgia, però vederlo e averlo con noi qui ogni volta è un'emozione enorme. Grazie maestro di essere qui e di aver portato la tua grande arte ancora una volta agli studenti della penisola sorrentina, che credo trarranno molto vantaggio da questa grande lezione di teatro, di drammaturgia e anche di legalità. Io ringrazio per avermi invitato, per averci invitato, siamo felici di tornare qui e di poter portare a parlare di nuovo questo tema purtroppo molto attuale per i giovani soprattutto, ed è un testo questo ormai che viaggia anche da solo con altre compagnie e sono 23 anni che lo rappresentiamo. Io devo ringraziare voi, ringrazio anche gli attori, la compagnia che mi seguono da tanti anni e chi ha organizzato anche l'evento, voi, Carlo, la professoressa Perfetto, ecco Miriam ha una grande fatica a organizzare per il Circolo Hellas questa proiezione di Cravattari, anche se mi è scappato perché ormai è diventato anche un film, sì. Quindi mi è scappata la parola proiezione anche se è una rappresentazione, tra poco arriverà nelle sale. Prima a Napoli, spero di averli come ospiti. Non potremo mancare perché noi siamo tuoi fan del Circolo Hellas incalliti. Una rappresentazione che richiede una grande fatica, ma c'è questo spirito dell'Hellas di portare avanti un messaggio di promozione sociale tra i giovani, vero Miriam? Sì, infatti è un messaggio forte che Fortunato Calvino riesce a trasmettere con chiarezza. Quello che posso dire da insegnante è che il linguaggio utilizzato dagli attori è consono per questa fascia d'età che noi consideriamo. Io ritengo che proprio in questo particolare periodo dell'adolescenza è importante trasmettere questi principi, questi valori e soprattutto combattere l'usura, che è una piaga presente non solo in penisola sorrentina ma penso a Macchia d'Olio. Io ringrazio Fortunato Calvino perché ho notato entusiasmo da parte sia dei docenti che dei ragazzi che hanno seguito con interesse la tematica. Infatti i ragazzi anche delle scuole medie sono usciti dalla sala con entusiasmo. Quindi ringrazio e spero di poter in futuro organizzare eventi di questo spessore, perché la scuola deve combattere deve cercare di promuovere la cultura della legalità, non solo attraverso i libri ma anche attraverso il cinema e il teatro. Grazie a tutti e grazie anche ad Ambrogio Coppola che ci ha tanto supportato e anche sopportato, a dire il vero, ai coniugi De Angelis e anche al professore Antonio Volpe, che è diventato preside al Pascal di Roma e da lontano ci ha sempre sostenuto e guidato. Un grazie particolare pure al professore Francesco Ciampa dell'Istituto d'Arte e alla professoressa referente, che non ricordo bene il cognome, la professoressa referente del liceo scientifico Raiola, la professoressa Raiola. Grazie a tutti e a presto, arrivederci.